la conferenza concertante, non ci sono dubbi sui motivi del titolo, mi pare, a questo punto, continua con la testimonianza di Giacomo Serreli, giornalista, critico musicale, ha elaborato un'opera assai interessante sui gruppi musicali della Sardegna e attraverso questo sapiente lavoro ci farà conoscere le varie espressioni in lingua sarda. Grazie. Grazie molto a voi, grazie alla Regione e all'Assessorato alla Cultura che mi dà questa opportunità. Quello che vorrei tentare di tracciare velocemente con voi è come dire, una sorta di percorso nella musica non strettamente riferita alla nostra tradizione, al nostro patrimonio etnomusicale, in cui però l'uso della lingua sarda e delle sue varianti si è inserito. Scusatemi se la prendo anche un po' da lontano, perché questo percorso vorrei farlo partire grosso modo da metà anni 50, poi magari vedrò di produrre delle brusche accelerazioni a questo mio racconto, perché non vorrei veramente sottrarre spazio agli altri interventi. Allora, metà anni 50, la programmazione radiofonica nazionale è dominata da una serie di programmi di grande popolarità e di grande seguito, come per esempio il Campanile d'Oro, che era condotto da Enzo Tortora. Questi programmi diventano anche una sorta di prima importante vetrina per dare visibilità alla produzione della musica leggera regionale, proprio perché erano concepiti come scontri tra regioni. E la Sardegna diventa anche protagonista di queste trasmissioni, perché arriva in finale in una di queste edizioni di metà anni 50, si scontra con la Sicilia, la Sardegna perderà, già allora si gridò allo scandalo per brogli, perché esisteva una sorta di televoto, di voto radiofonico che aveva penalizzato la Sardegna. E ci arriva con i componenti di una famiglia che nel 1933 si era trasferita da Guasila a Cagliari, quella dei Medas, che ancora non aveva intrapreso una piena attività teatrale. All'epoca erano soprattutto cantanti i Medas, i fratelli Mario, Francesco, Antonino e Tottoi, e nella finale di questo programma coinvolgono anche altri fratelli, Plinio, Emma e Maria Rosaria. Partecipano anche ad altre trasmissioni di quel periodo, avendo invece magari dei maggiori riscontri, perché partecipano anche al Caminetto d'Oro, che è rappresentato da Silvio Gigli, lo vincono nel 1956, nello stesso anno arrivano secondi in un'altra trasmissione che si chiamava Primo Approdo. Bene, che cosa presentano i Medas in queste gare canore? Presentano dei brani per lo più scritti da Vincenzo Piras e sono dei testi basati così su delle favolette, testi forse più adatti a un pubblico di bambini che non hanno grosse velleità di carattere poetico e letterario. Brani come questo che proviamo ad ascoltare è la prima traccia del CD nel quale abbiamo tentato di raccogliere queste testimonianze che vi propongo proprio in schegge brevissime. Questa è la storia di un fanciullino che abitava in un paesino piccolo della nostra isola. A chi gli domandava: come ti chiami? Ehi, Tatinante, avete che redetto? Timido, rispondeva così. A me mi non t'avirico drittillo, non sei tanti bello varose sull'illo. Non trovi curritillo, non sei tanti bello veloce sull'illo, sulla luce d'una cecella. Tritillo, tratallo de sa sposa bella. Ma donna cecella sta sempre in pena, Come non dormi, non prendi e non cena. e sempre mi studia su me, snei. Suni con E vabbè, e così via. Questo forse lo ricorderete, fa parte un po' anche dell'infanzia di qualcuno di noi. Brani quindi, come vedete, di composizione estremamente fragile e leggera, con l'utilizzo di questa nostra lingua, in cui però si infilano poi anche elementi della nostra tradizione, perché sono poi magari canti ispirati ai Trallallera, per esempio. Primi anni 60 c'è un grande sviluppo di gruppi orchestrali, di complessi che realizzano spettacoli nell'isola, si impongono anche figure come quelle di Vittorio Laconi e Toni Piaceri, per esempio. Anche qui non siamo molto lontani da questo gusto
per dei brani che intanto si ispirano a motivi musicali che non sono propri della nostra tradizione, perché si rifanno polke, si rifanno quadriglie, più avanti magari anche il twist nel periodo beat, e i testi ugualmente sono tutti rivolti ad un uso giocoso delle parole, testi estremamente divertenti, che curano anche qualche certa parodia, qualche licenza ardita anche nei testi per il periodo. Brani come questi, è la seconda traccia che vi voglio proporre. Ai, tá bello papai, venga che sta venendo sta mascarara, tá bello schifunti. Ah, dammi una cosa, tu mi dici, mai sentito, non mi pare in più gusto, sai? Sì, papà, che ci vuti gusto. No, se non mi dici di stanotte non faccio un trai. Io stanotte, aspetti che arriva. Stanotte. Casti, ricesti, Maria Ginuga Crostau, Antonietta Riringiu, Peppina Migia Sbruttasa, Gigina Carticapeccia, Peppino Pasetta Crua, Domenico Cannarozza, Laurino Pidiu Malario e Gigino Capusatto Menzionato. Ah, c'è punti gusto, fai il trai ovvero stavolta in. Via, non ti sa cucina. Andiamo caro. Non sballao, tutta quadriglia, ma che ci sia bordello in famiglia, ce n'hai vardello con triglia, gusto ballo mi va a lecca. Non sballao, tutta quadriglia, ma che ci sia bordello in famiglia, ce n'hai vardello con triglia, gusto ballo mi va a lecca. Vabbè, è normale che ci venga da sorridere riascoltando questi brani, però per esempio proprio all'uso del sardo, è una sua variante, il gallurese, è legato anche l'imporsi, definiamolo così, del primo fenomeno musicale nell'isola di quegli anni, Pino Dolbia, Giuseppe Fadda, l'anagrafe di Agios, dove è nato, perché lui si impone con un brano che si avvale tra l'altro dei testi di un paroliere particolarmente prolifico come il maddalinino Astromari, cucito ovviamente su un motivo musicale che non fa riferimento alla nostra tradizione, che però spopola in questi primi anni 60, spopola anche per effetto dell'appoggio intanto di una casa discografica che nasce per l'occasione in quei tempi, ad opera di Mario Cervo, la Nuraghe, proprio per spingere questo artista, sostenuto anche da una programmazione radiofonica particolarmente capillare e incessante. Radio Sardegna in quegli anni sarà importantissima proprio per la diffusione anche di questi brani. Il brano in questione è questo che ascoltiamo. Aio aio, la Ianna la cappalta, cori me ascolta, baciami una volta. Aio aio, chi non ti faccio male, so che a te fideli, la che ti baciare. Tagliatali me consoli, me de cridetti, ho più troppo bene. Aio aio, non dammi più tormento, chi stai un momento di poter chiamare. Ah, 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 chi stai un momento. Poi esplode il beat che crea, credo, una certa rivoluzione, perché appaga intanto i gusti dei più giovani che magari non vogliono allinearsi esclusivamente al suono della tradizione. Matura una piccola rivoluzione perché nel momento in cui vengono assimilati questi stili musicali che provengono dall'Inghilterra o da oltreoceano, in qualche modo questa sorta di, come vogliamo definirla, colonizzazione musicale viene parzialmente neutralizzata dall'uso dei testi. Forse non c'è ancora la consapevolezza di attuare anche una piccola rivoluzione in questo senso, perché in quel periodo tutti i gruppi italiani facevano a gara a rifare esattamente uguali i classici di quegli anni o a tradurli nel modo migliore in italiano. L'uso del sardo rappresenta probabilmente un aspetto rivoluzionario, non so quanto consapevole. Benito Urgu in sala magari poi potrà forse raccontarci qualcosa di più di questo approccio appunto con l'uso della lingua sarda, adattato a questi ritmi che sono veramente lontani dalla nostra tradizione, come dimostra un po' questa traccia che ascoltiamo, che non è il classico Cambale Twist che è registrato il 30 settembre del 1964, rappresenta un po' questa piccola rivoluzione in atto in Sardegna.
Tremelo dei me, isso è bello, è un no, ma sei simpatico, prodesso, hai gusto, così faccio mai, Carmen che frego te tutto su. E vabbè, questa è la voce di Tonietto Salis all'epoca del beat dei Barritas. Ci sono altri gruppi che poi in qualche modo forse, come dire, si prendono anche un pochino il gioco della tradizione, perché riesumano brani che sono propri della tradizione popolare, fortemente radicati anche nella nostra cultura. È il caso per esempio di un altro gruppo che arriva dalla Gallura, i Pelati, che furono un po' un gruppo anche in controtendenza anche per l'aspetto fisico, per la mise, completamente rasati nei capelli nel momento in cui dominavano le figure dei capelloni. Loro per esempio pescano anche nella tradizione, perché rifanno a loro modo proprio quello che è un classico, cantato anche in tante versioni, soprattutto da gruppi corali. Fanno un classico che è questo. 5, 4, 3, 2 e 1. La me brunetta e bruna. Dici cos'è un Kai? Sono Cuperù. E dici Ciaundi, Credo che sia un coro. e Baccali. Ma questo mio amore. Giarani Battavona, continenti, a invitato Bagno, chiamato Shake, tutti i giovanotti che sono scascetti, e non badami a tutti che struscetti, pure imbarazzati e sorridenti, bacini che dimostri che non veni bene, pure annigliati, tutta a catene, ma chi ha valori imparando da me. Infatti chi sta brunella mea, come con un avione più badà, a chi dici che io sono antica, e canto vanno proprio cominciare. Vabbè, quindi una versione letteralmente shakerata, proprio perché trasformata nello shake in voga in quegli anni. Un primo momento di svolta lo registriamo nel 74, perché è l'anno in cui viene scritta una canzone che rappresenta un po' lo spartiacque tra questo stile estremamente leggero, goliardico in alcune circostanze, invece una ricerca più consapevole di un testo che possa avere anche una sua, come dire, valenza letteraria. È l'anno in cui viene trasformata in canzone una poesia che era stata scritta da Antonio Strinna, e Badde lontana. Su questo brano, lanciato dai Berdas, però soprassiedo perché Antonio Strinna è presente e quindi potrà raccontarvi meglio la genesi di questo brano e perché di questa sua importanza, perché in effetti detta una sorta di linea che verrà seguita successivamente nella composizione di molti brani. Consentitemi invece una velocissima digressione, qui pregherei il tecnico di utilizzare la traccia numero 5 dell'altro disco, perché anche il jazz, che comunque non contemplo in questa mia ricerca, come non contemplo l'ambito strettamente legato alla rielaborazione dell'etnico, però anche il jazz in qualche modo utilizza la lingua sarda per una opera di mediazione nel tentativo di provare a recuperare elementi dalla nostra tradizione in partiture che sono prettamente jazzistiche. L'esempio ce lo dà Marcello Melis, che già a metà anni 70 aveva concepito una serie di brani che anche nei titoli richiamavano umori della nostra tradizione musicale, ma fa qualcosa di più nel 77, quando incide un album, The New Village on the Left, nel quale utilizza delle registrazioni di canti del gruppo urbano di Orgosolo, che lui l'aveva registrato nel corso dell'estate di 3 anni prima. Bene, c'è quasi una sorta di, come dire, di naturale diffidenza, probabilmente da parte dei cantori del gruppo orgolese, a prestare le loro voci
in un progetto che è così totalmente lontano dalla tradizione. Marcello Melis innesterà queste voci in partiture prettamente jazzistiche, però lui in qualche modo sente anche la necessità di rispondere in lingua sarda, meglio nella variante campidanese, a questa sorta di diffidenza dei musicisti, e lo fa proprio all'interno del disco. E allora ascoltiamo questo breve traccia dove sentirete dapprima la voce di Daniele Muscao, che era la voce solista del gruppo Rubano, cui segue la risposta in campidanese di Marcello Melis, che in qualche modo, questa è una interpretazione che do io, tenta quasi di tranquillizzare questi cantori sull'uso ortodosso che comunque anche lui vuol fare di questo elemento del nostro patrimonio in un contesto così lontano dalla tradizione. Si sposa adesso bello dono senza rima sarda poesia si sposa adesso bello dono e si da tutti in mano si stranzia o custubi Pedro casa amico to bella mia, intanto canto più sto fendendo a metteremo prosciutto un valore sacrosanto, però non fa cocchette in Sanremo. Devo rispondere mo in campidanese, che sei emigranti e che sei atteso. Su canto sardo è bella solo puro, che tu porto in suo cuore, c'è te e muro. Natti maschino benco del suo mare, non sei vorrendo non da frare mio. Cantato in pari contra sassi strangio, chi è su meri e non su compagno. Invece vengo di atteso, vengo da lontano, diceva Marcello Melis, perché all'epoca lui risiedeva, lavorava a New York. Procediamo a rapidi passi, perché metà anni 80 sono quelli decisivi in questa consapevolezza della capacità espressiva che può avere la nostra lingua sarda, e direi che l'artista che apre la strada a questa consapevolezza è senz'altro Piero, anche per le cose che ha avuto modo di raccontarci nel suo interessantissimo intervento. Lui, che pure aveva avuto già degli apprezzabili riscontri dalla critica nazionale cantando in italiano, decide invece di avvalersi del sardo nei suoi dischi firmati a metà anni 80, con la collaborazione in particolare per i testi di Paolo Pillonca, un processo che poi ha aperto a una strada ancora più ampia di quanto non fosse accaduto con Bande Lontana, perché tanti altri artisti poi si sono convinti anche di questa grande forza espressiva del sardo, anche se poi magari siamo arrivati a situazioni in cui l'uso del sardo non è particolarmente ortodosso, per così dire. Ed è un processo che porta in anni molto più vicini a noi ad una affermazione molto forte, alla convinzione che la lingua sarda può avere in musica anche la stessa pari dignità dell'inglese, per esempio, che è la musica internazionalmente riconosciuta. Piero lancia questo asserto, matura questa convinzione con una collaborazione estremamente importante con Dionne Warwick, laddove il sardo e l'inglese si fondono in un unico brano in un omaggio a Maria Carta. Ne ascoltiamo proprio un brevissimo stralcio tornando al nostro CD. In che lo snaneu sama la fortuna e scontra
Sarleu. The oak in its glory, a power that all fear will whisper so purely that day when we hear Salve Maria, so soft, sweet harmony. Bene, questi sono anni in cui anche, tra l'altro, Piero presta la sua collaborazione, i suoi testi ad altri gruppi del periodo. Gli stessi Tazenda firmano un brano che li lancerà in quel periodo, Carra Segare, proprio grazie anche attraverso la penna di Piero. Salto a pie pari a alcune cose, perché per esempio, allora, tralasciamo i Tazenda, che diamo come acquisiti anche come importanza, proprio per avere inserito anche in un ambito nazionale estremamente importante la forza dell'uso della nostra lingua. C'è anche un panorama cantautorale, riferiamolo così, che prendendo spunto dalla lezione di Piero Marras utilizza ancora più convintamente la lingua sarda anche in contesti nazionali. C'è oggi forse il concorso nazionale più importante riservato alla nuova canzone d'autore, che è quello che si svolge a Recanati, quello che un anno era il concorso Musicultura, che ha più di 20 anni di vita alle spalle, alle quali hanno partecipato anche diversi autori sardi, come il bosano Gianni Mastino, i cagliaritani Musica Sarda con un testo di Gigi Marras, e anche il nuorese Ignazio Michele Pes, che tra altre cose ha presentato in una delle prime edizioni di questo concorso un brano che in qualche modo registra un po' il tema complessivo di queste giornate della conferenza sulla lingua sarda, perché sottolinea proprio la necessità di apprendere il sardo e farlo apprendere nelle scuole. Ascoltiamo un breve tratto, proprio un estratto di questo Salimba Sarda, si chiama questo brano di Ignazio Michele Pes. Ma non ti sapere bene, non schi spavedare questo italiano, oh male tu, questo italiano di tu, chissà mi vevri tu, su mastro in scuola, a pensarlo bene, e cada volta che ti intende fa vedere in sala, e che severo provedimentos, cagai tammentas, che salimbattuano scusa, bambino dare tale. Poi c'è un'altra galassia estremamente ampia e estremamente viva in Sardegna, che è quella dei gruppi che si rifanno a uno stile l'hip hop, il rap, che è di pura importazione straniera, anzi poi direi anche metropolitana. In Sardegna ci sono stati interessanti esperimenti di assimilazione di questo stile, adattandolo ovviamente alla lingua sarda, un percorso che è iniziato nei primi anni 90 con un gruppo che arrivava da Iglesias ed erano i Sarrazza, che poi hanno cambiato nome chiamandosi Malos Cantores, quasi con un attributo di riconoscenza anche per il ruolo svolto dai nostri poeti improvvisatori, ma è un fenomeno che è diffuso un po' in tutta l'isola, anche con alcune caratterizzazioni territoriali molto importanti, se solo vogliamo sottolineare quella di un gruppo come gli Stranos Elementos di Porto Torres, oppure Menhir di Nuoro. So che c'è Alessandro Gaia presente in sala, per cui lui potrà parlare meglio di questa esperienza. Allora io, per guadagnare tempo, tralascio anche la traccia che volevo far sentire dei Menhir, proprio per evidenziare anche questo uso particolare della lingua. Come salto anche, avviso il tecnico, il contributo di Dr. Dre, che è un altro rapper cagliaritano, Michele Azzori, che mi piace però ricordare perché ha avuto modo di imporsi a livello nazionale e internazionale in concorsi che sono proprio dedicati alla valorizzazione delle composizioni nelle lingue minoritarie. C'è un concorso che si fa da qualche anno a Udine che si chiama SUNS, Suoni, dove i sardi sono stati spesso protagonisti, anche con Michele Azzori, Dr. Dre. Ha avuto un successo nelle edizioni di 2 anni fa, che gli ha aperto la strada per partecipare alla finale di un concorso europeo riservato alle lingue minoritarie che si svolge in Olanda. Pesco allora invece un altro brano in qualche modo della tradizione, o comunque originalmente concepito da un gruppo a tenores, che è stato invece assimilato
in una chiave prettamente combat rock dal gruppo dei Kenzenè, che è un altro gruppo che ha avuto grande popolarità in Sardegna in tutti questi anni. Guardate un po' come un brano, ancora una volta, del gruppo Rubano di Orgosolo può essere adattato allo stile estremamente energico e rabbioso del gruppo baroniese. Questo è Prato Bello. Ci sono ancora altri generi prettamente di importazione, dal reggae allo ska, al ragamuffin, che conoscono un interessante adattamento alla metrica e alla lingua sarda, con gruppi che tra l'altro stanno ottenendo un successo anche a livello internazionale. Cito soltanto i sassaresi Train to Roots, per restare nell'ambito del reggae, un gruppo che ormai si è imposto veramente sulla scena internazionale di questo particolare genere. A Cagliari invece da qualche anno sono sbucati fuori dei ragazzi che hanno assunto un nome curioso, ratapignata, il termine col quale si indica in campidanese il pipistrello, e anche loro fanno un genere che pesca da queste sonorità legate allo ska, al ragamuffin, con il campidanese, che è una lingua che ha trovato una buona valorizzazione proprio in questi contesti. Vi faccio sentire proprio un assaggio di questa Laghi di Dudongo. Ora, non è mio compito ovviamente, perché non ne ho le competenze, tracciare anche un esame, come dire, linguistico sull'uso dei termini. Certo che è importante il fenomeno dell'ambito del rap e dell'hip hop, perché poi la lingua sarda in qualche modo si meticcia anche con forme gergali, con termini anche presi da lingue straniere. Edoardo Blasco Ferrera ha tentato di tracciarne in un saggio recente alcuni elementi di questa lingua e anche la possibilità che danno di utilizzare termini e espressioni che magari sono un po' state dimenticate. Se pensiamo al campidanese, dove ci sono espressioni proprio legate un po' anche al gergo giovanile, tipo amolladinci, come dire in qualche modo buttati, oppure sciumbulladì, cioè scatenati, elementi magari che sono un po' un mariscomporsi, che però in questo linguaggio fortemente giovanile ritornano ad avere nuova vita. Allora vado alla conclusione, anche perché sto rubando qualche minuto prezioso e mi scuso di questo, sottolineando ancora l'importanza dell'uso del campidanese nell'attività di compositrice di testi che fa Rossella Fa, una cantante che tra l'altro di recente si è aggiudicata il premio Pino Piras ad Alghero, che ha scritto alcuni brani anche per altri artisti, non soltanto le Balentes, di recente anche per una
cantante cagliaritana, un'artista cagliaritana che lavora molto invece nell'ambito della ricerca, della sperimentazione, dell'adattamento anche del sardo, ma non solo, perché canta pezzi in portoghese, inglese e altre lingue, a forme musicali che non sono così proprio strettamente convenzionali. Sto parlando di Laura Mura, un artista che ha da poco inciso un disco quasi totalmente autoprodotto con la partecipazione di moltissimi altri artisti sardi e che è andata a vincere tra l'altro al premio Parodi che si è svolto ai primi pochi giorni fa a Cagliari, il premio per la miglior musica e il miglior arrangiamento, con un brano che è quello che volevo farvi sentire, che porta la firma per quanto riguarda i testi di Rossella Fa, si intitola Senna e Samusca, anche questo un titolo che racconta quasi una sorta di piccola fiaba. Questa, come sentite, è musica anche un po' eterea, con l'uso di una strumentazione che è lontana, veramente agli antipodi rispetto a quello che viene impiegato tradizionalmente nell'ambito della nostra musica etnica. Eppure anche questo è un tentativo di conciliare la forza espressiva della nostra lingua in un tessuto musicale che è molto diverso. Tralascio quelle che sono le varianti ovviamente della nostra lingua e le lingue minoritarie all'interno della nostra regione. Dell'algherese e del catalano magari si parlerà più diffusamente più avanti attraverso un contributo. Allora io do una velocissima segnalazione in chiusura sul tabarchino, perché è un'altra lingua che fortunatamente ha trovato nuova vivacità proprio in un ambito di composizioni di carattere leggero, definiamole così, se le inseriamo nell'ambito appunto della musica leggera e del rock, in particolare con un artista che Carlo Fortino lo è anche di nascita, Mario Brai, che ha ripescato alcuni motivi della tradizione, certo tradizione recente, perché Carlo Forte ha giusto due secoli di vita, e li ha adattati in uno spirito molto moderno. Questo che vi propongo proprio in chiusura è un assaggio di Disette de Zenà, il 17 gennaio, una data estremamente importante, poi tra l'altro nella storia di Carlo Forte, oltre che nell'avvio delle manifestazioni per il Carnevale. Lo ascoltiamo, è una stesura anche molto spartana nella sua... Otra? Otra. Dai, sai che sarà anche bella. Quella è Norga. Quella è Norga. Leodine Sant'Antonio, Leodine Sant'Antonio, e di sette di Zenà, gioverà tra de là, dai di sette di Zenà. I figense mai figette accanto Rosa Rosella, dai un bacio a chi vuoi tu, gioverà tra de là, dai un bacio a chi vuoi tu. Arrughiata l'arsenetta e poi balli in tu palazzo, poi a finti fino a me, gioverà tra de là, dai di sette di Zenà. E va bene, con questo io vi lascio, mi scuso, mi sono appropriato di 5 minuti. Grazie molto. Grazie a Giacomo Serrili.